Amici all'ascolto, buonasera da Piazza di Siena. Per la giornata conclusiva del concorso ippico internazionale romano ha fatto capolino qualche nuvola che insieme a un vento leggero ha reso più piacevole la temperatura elevata soprattutto nei primi 2 giorni di questa 75esima edizione. Come tradizione vuole, il programma agonistico si chiude con il Gran Premio Roma, la prova più qualitativa a livello individuale. La gara, una categoria a 2 percorsi, è in pieno svolgimento. Mancano 7 binomi alla conclusione del primo percorso e in campo per la Gran Bretagna c'è Tim Stockdale che monta Fresh Direct Corlato, un cavallo di 10 anni di origine tedesca, un Holsteiner. Il binomio inglese ha già commesso 2 errori, sono 8 le penalità per loro. Tim Stockdale che venerdì ha vinto con la sua squadra la Coppa delle Nazioni. Rimangono 8 le penalità per il cavaliere inglese. Riepiloghiamo la situazione. Per il momento i percorsi senza errori sono molto pochi, soltanto 3. Percorso netto per John Whittaker, Gran Bretagna in sella Peppermill. Nessun errore sugli ostacoli anche per Thomas Mulbauer, Germania, con asti spumante, però una penalità per aver superato il tempo accordato. Stessa sorte per lo splendido percorso di Ionella Ligresti con Nanta. Una penalità anche per l'Amazzone Azzurra. 56 i binomi al percorso base, di cui 18 italiani. Il miglior 25% accederà al secondo percorso. Dunque entreranno in netti probabilmente quasi tutti i binomi che hanno commesso un solo errore. Per il momento in 14ª posizione c'è proprio Tim Stockdale che abbiamo appena visto. Dopo il cavaliere inglese, per l'Italia, Jerry Smith che monta l'Oropiana Nadir di San Patrignano, è il binomio che ha vinto il titolo agli assoluti recentemente a Busto Arsizio. Per Jerry Smith si tratta del secondo campionato italiano dopo quello conquistato ad Alabirdi con Constantin. Jerry Smith che ha fatto parte della squadra azzurra venerdì in Coppa, 6° posto decoroso, direi non lontano dalla Gran Bretagna che ha vinto e dalle squadre che ex aequo si sono classificate al 2° posto. Intanto è arrivato il primo errore per il grigio. Jerry Smith, milanese, nato nel 1969, ultima addirittura del tracciato, molto impegnativo, un percorso all'altezza di una gara tradizionale storica come il Gran Premio Roma. Sono 8 le penalità nel tempo di 62 e 92. Dopo Jerry Smith toccherà alla svedese Lotta Schulz in sella a Cadet. Per la Svezia, la troupe esterna che assicura le immagini è guidata dal regista Umberto Orti con la preziosa collaborazione di Annarita Cardinali. Per noi a bordo campo, come di consueto, Elisabetta Caporale. Lotta Schulz, classe 1968, monta Cadet, che è un cavallo di 10 anni, anche lui è stato allevato in Germania, uno dei tanti Holsteiner che stanno dominando la scena internazionale. Intanto vi ricordo che in mattinata i fratelli Whittaker hanno lasciato l'ennesimo sigillo sulla sabbia di Piazza di Siena. Infatti nella categoria fasi consecutive si sono dati battaglia. Al primo posto John Whittaker in sella Casino, a precedere il fratello Michael in sella Kidam Desayet. Al terzo posto per la Francia Robert Breul con Oxford Deskelmans. Un'occhiata anche al comportamento degli altri italiani in questo Gran Premio Roma. Bene Giulia Martinengo, 4 penalità, altrettanto bene Emanuele Fiorelli con 4, Arnaldo Bologni 8, Arnaldo che è stato l'ultimo vincitore italiano in questo Gran Premio Roma, è accaduto nel 1994 con l'indimenticabile Mayday. Poi
le 12 penalità di Gianni Govoni, quindi ancora le 8 di Emilio Bicocchi, un solo errore per Juan Carlos Garcia, 12 penalità per Pier Giorgio Bucci, intanto sono 8 le penalità per Lotta Schulz. Abbiamo detto del netto di Ionella Ligresti, poi 16 penalità per Giuseppe Rolli, ottimo il comportamento anche di Giampiero Carta, 4 penalità, poi ancora 12 per Giuseppe Donofrio, Marco Porro 8 penalità, 16 per Natale Chiautani, il ritiro per Francesco Franco, e abbiamo appena visto Jared Smith 2 errori sugli ostacoli con il suo Nadir. Adesso per l'Italia Davide Kainisch che monta Merveille de Muse, una femmina di 11 anni. La classifica è stilata in base alle penalità complessive dei vari binomi, dunque si sommano le penalità del primo percorso a quelle del secondo. In caso di parità di penalità classifica il tempo fatto registrare sul secondo percorso. Per questo percorso iniziale il direttore di campo Uliano Vezzani ha previsto un tracciato di 560 metri, gli ostacoli sono 13 ma 16 i salti, infatti sono comprese 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Difficoltà disseminate un po' ovunque sul tracciato, ma direi che l'ultima addirittura è probabilmente la più impegnativa ed è costata cara a parecchi concorrenti. Seguiamo intanto Davide Kainisch con Merveille de Muse, per ora un solo errore, replicato poi alle tavole ondulate, adesso lo aspetta un Oxer e poi facciamo la conoscenza di questa ultima addirittura che si apre con la triplice, prosegue con la gabbia e poi il fosso olimpico. Un brivido in uscita dalla seconda combinazione, sono 16 le penalità nel tempo di 79 e 74. Ancora da vedere Richard Spooner, Filippo Moyerson e Vincent Bourne. Intanto ci ha raggiunto in postazione il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Cesare Croce, con cui parleremo nell'intervallo che sarà necessario per allestire il secondo percorso. Uliano Vezzani ha a disposizione 6 assistenti, 20 collaboratori in totale. Molte volte finalista di Coppa del Mondo. Richard Spooner, Stati Uniti, viene dalla costa occidentale californiano, più volte qualificato per la fase finale della Coppa del Mondo. È nato nel 1970. Stati Uniti che non hanno brillato in Coppa delle Nazioni, una coppa che è valida per la Super League. Quella di Roma era la seconda tappa, la prima alla Bowl in Francia ha visto il successo dei tedeschi, qui a Roma dominio inglese, fra l'altro squadra inglese che non ha avuto l'apporto di Nick Skelton, si sono comportati bene i due fratelli Whittaker, e direi che John in particolare lascerà il segno sulla sabbia di Piazza di Siena, perché ha siglato ex aequo con Marcus Fuchs la categoria di potenza e poi ha vinto in giornata la categoria a fasi consecutive, è in piena corsa per un buon piazzamento nel Gran Premio Roma e ha siglato la Coppa delle Nazioni. È l'8ª volta che la Gran Bretagna si impone nella Coppa di Roma. Richard Spooner, atteso dall'ultima addirittura, 14 ammessi a disputare il secondo percorso. Bene anche in uscita dalla gabbia, ora il verticale sul fosso a chiudere, e arriva il netto per il cavaliere statunitense. Guardiamo anche il tempo molto veloce, 83,01, più lento soltanto rispetto a John Whittaker.
Dunque una buona prestazione di Richard Spooner. Il regista Umberto Orti ci ripropone ancora il passaggio alla Riviera. È il quarto percorso senza errori sugli ostacoli. Due sono netti nel tempo, quello di John Whittaker di Peppermill e quello appena visto di Richard Spooner e di Cristallo, che è un cavallo di 9 anni di origine tedesca, un Holsteiner. E poi senza errori ma con una penalità per infrazione di tempo, Thomas Milbauer Germania, Ionella Ligresti per l'Italia. E a proposito di Italia, l'applauso per Filippo Moyerson, 3 volte campione italiano, titoli ottenuti con Adam e con Duganò. Filippo è uno dei cavalieri certamente dotati del miglior stile nel panorama internazionale. Monta nella circostanza l'oro piana Eclipso del Colle, che è un cavallo intero di 10 anni. Anche lui viene dalla Germania, è un annoverano, penultimo binomio del primo percorso, Filippo Moyerson, Eclipso del Colle. Poi vedremo Vincent Vorn e Gestion Priamus Z per l'Olanda. Nella giornata inaugurale, nella categoria tempo, il sigillo di Olivier Guillon per la Francia, Louis Duplessis. Nella categoria fasi consecutive Gianni Govoni per l'Italia con Pornstar, nella categoria tempo Marcus Fuchs Svizzera, l'oro piana Ria Charmeur, e in notturna nella 6 barriere per la Gran Bretagna Nick Skelton con Russell. Intanto è arrivato il primo errore per Filippo Moyerson. Secondo giorno, categoria mista, ancora l'inno di Mameli per Gianni Govoni, Joyeux de Pal, e per Natale Chiaudani, che si è imposto nella categoria tempo in sella Newport Clover da Zara, come detto Coppa delle Nazioni appannaggio della Gran Bretagna. E nel terzo giorno la categoria tempo siglata da Roger Bost Francia Lucky de Coutumou. Intanto ha concluso Filippo Moyerson con 8 penalità nel tempo di 81 e 06. Ancora Olivier Guillon nella categoria mista, Kiss Me the Snob. Poi nella categoria di presidenza a pari merito Marcus Fuchs e John Whittaker. John Whittaker che si è ripetuto nella categoria fasi consecutive con Casino, e credo che Elisabetta Caporale abbia la possibilità di avvicinare Filippo Moyerson. Io magari chiederei altre volte campione italiano come ha giudicato il percorso allestito da Uliano Vezzani. Vai Elisabetta. Sì, lo attendo qui all'uscita. Filippo, un tracciato impegnativo quest'oggi. Ma sì, molto. Sono molto contento del mio cavallo perché ha saltato molto bene la prima parte. Alla fine, dopo la doppia gabbia, ero un pochettino stanco. Comunque sono contento lo stesso. Volevamo sottolineare un percorso all'altezza di questo Gran Premio Roma. Veramente sì, sì, all'altezza del Gran Premio Roma. Grazie. All'altezza di un Gran Premio che ha nel suo albo d'oro nomi illustri dell'equitazione internazionale. Ultimo binomio per l'Olanda, Vincent Vorn monta Gestion Priamus Z, che è un cavallo intero di 12 anni. Per entrare nei 14 può permettersi 2 errori, però con un tempo inferiore al 77,93 di Emilio Bicocchi, che per il momento è ancora qualificato. C'è il primo errore sull'ostacolo numero 7. Ora la doppia gabbia, un altro momento molto delicato. Ne esce bene Vincent Vorn, sequenza verticale Oxer e poi addirittura conclusiva. Sono ancora 4 le penalità per l'olandese. Triplice, gabbia, ultimo ostacolo per lui. È un ottimo percorso, 4 penalità nel tempo di 79
2:35, dunque ha l'accesso al secondo percorso. Vi ricordo i cavalieri che rivedremo all'opera fra qualche minuto: John Whittaker, Richard Spooner, Ionella Ligresti, Thomas Mulbauer, Heinrich Hengman, Nick Skelton, Vincent Bourne, Giampiero Carta, Giulia Martinengo, Roger Hilbost, Juan Carlos Garcia, Olivier Guillon, Emanuele Fiorelli e René Tebel. Qualche minuto per allestire il secondo percorso, poi vedremo i 14 migliori contendersi il titolo in questo Gran Premio Roma. Intanto diamo il benvenuto al presidente federale Cesare Croce, a cui spetta naturalmente un primo bilancio in chiave italiana di questa 75esima edizione del concorso. Buonasera. Io credo che sia la prima edizione dopo qualche anno che ci consente di essere ottimisti. Una Coppa delle Nazioni che ci ha consentito di vedere due binomi all'altezza della situazione, due binomi nuovi, soprattutto Bucci che debuttava in Coppa delle Nazioni a Roma e la Chiara Righetti, un 0-4 per i due cavalieri molto promettenti. In questo Gran Premio abbiamo visto alcuni cavalli nuovi per queste altezze e soprattutto mi sembra che siano 5 o 6 cavalieri in seconda manche, con una Ligresti che ha fatto un ottimo percorso, la Martinengo che ha fatto veramente 5 cavalli, perché è rimasto Bicocchi all'ultimo. Sì, proprio 15esimo, peccato. Comunque 5 binomi azzurri alla seconda manche. 5 binomi azzurri alla seconda manche, questo vuol dire che su 14 è una bella prestazione positiva, con dei cavalli nuovi, alcuni di 8 anni, di 9 anni, di 10 anni, che se sommati ai due cavalli di cui parlavo prima, della Righetti e di Bucci, ci consentono di sperare bene per questa stagione e soprattutto per il futuro della nostra equitazione. Il regista Umberto Orti, presidente, sì, benissimo, ci ripropone un percorso di John Whittaker, uno dei netti della giornata, un John Whittaker in perfetta forma dopo i problemi che ha avuto qualche stagione fa, un John Whittaker che veramente ricorderà questa annata a Piazza di Siena. Poi, se possibile, vorremmo rivedere anche, se c'è il tempo, il percorso di Ionella Ligresti con Nanta. Presidente, certamente c'è l'intenzione di tornare in Super League con la nostra squadra, cioè nell'elite internazionale. Esiste anche un progetto serio finalizzato a questo obiettivo? Sì, quest'anno credo che il nostro obiettivo principale dovrebbe essere quello. Le prime tappe di Super League, anzi della Lega, ci danno ragione, nel senso che a Linz abbiamo ottenuto un buon secondo posto, anche le prestazioni qui a Roma molto vicini ai primi posti, a 8 penalità dal primo e a 4 dal secondo posto che seguo delle squadre migliori, ci possono garantire, credo, la possibilità di ritornare. Anche se abbiamo un avversario scomodo, perché abbiamo l'Irlanda. Sì, sicuramente purtroppo tutte le volte, diciamo, il ritorno in Super League si gioca tra due squadre, l'Italia e un'altra che quella che retrocede l'anno prima, che è sempre forte. Speriamo che quest'anno di aver ragione. Io, rispetto all'anno scorso, che non avevamo un panorama molto scarso di cavalli qualitativi, mi sembra che quest'anno si possano vedere dei binomi anche in prospettiva molto validi, anche alcuni tipo Bicocchi con 8 penalità, ma è stato un ottimo percorso, Rebecca con è stato il grigio, ha fatto un bellissimo percorso, ha fatto 2 errori, ma oggi era molto difficile. Adesso intanto, vediamo la Ionella. Sì, Ionella con Nanta, percorso esemplare, peccato per quell'infrazione sul tempo. Speriamo che non costi troppo cara, perché anche una penalità sola potrebbe dividere il primo dal secondo. Sì. La parola magica. La cosa importante è che oggi Ionella ha galoppato nella cadenza della cavalla, non ha mai sottratto impulso, per cui penso che farà una buona prestazione anche il prossimo giro. La parola magica naturalmente è ricambio, perché è impensabile di essere competitivi su tutti i fronti con pochi cavalli
da gennaio a dicembre. Ormai la stagione è intensissima, il vuoto invernale è stato da diversi anni colmato con la Coppa del Mondo, dunque non c'è un attimo di respiro. Presidente, per voi il 2007 è un anno impegnativo anche dal punto di vista organizzativo? Sì, molto. Per il salto ostacoli chiaramente il problema sarà quello di riuscire a affrontare le varie trasferte, di arrivare anche pronti ai campionati europei di Mannheim, ma ci sono anche altre 2 discipline olimpiche nelle quali vorremmo cercare di qualificarci per le Olimpiadi. Abbiamo ottenuto l'assegnazione dei campionati in Italia, è una cosa straordinaria di avere i 2 campionati d'Europa sia di completo che di dressage da noi. Speriamo che il fattore campo non tanto serva per essere favoriti diciamo da un punto di vista tecnico, ma almeno psicologico. Ecco Presidente, ricordiamo anche il periodo, per il completo metà settembre ai Pratoni del Brigaro. 12-15 settembre, è una manifestazione straordinaria, è previsto l'arrivo di un numero nutritissimo di tifosi stranieri, soprattutto inglesi, mentre il campionato europeo di dressage, che si svolge per la prima volta in Italia, non c'è mai stato, è a Torino, alla Mandria, il nuovo impianto voluto dalla regione Piemonte, è un impianto stupendo nel parco reale di Venaria, e credo che siamo pronti per organizzare al meglio questa manifestazione con qualche buona prospettiva, perché come voi sapete abbiamo un cavaliere fortissimo, Anna Campanella, che ha sfiorato nell'ultimo internazionale la vittoria, ha vinto Saumur, ha vinto alcune gare quest'anno, per cui possiamo essere almeno a livello individuale in quel caso competitivi, mentre speriamo molto nella squadra di completo per i campionati europei dei Pratoni del Vivaro. Io ringrazio il Presidente Cesare Croce, questa è la sagoma, la vedete in lontananza del primo binomio che darà vita al secondo percorso. È il campione tedesco René Tebel che monterà Team Harmony Coupe de Coeur. Allora, diamo un'occhiata alla situazione. Abbiamo soltanto un binomio con 8 penalità, poi con 4 Emanuele Fiorelli, Olivier Guillon, Juan Carlos Garcia, Roger Yves Bost, Giulia Martinengo, Giampiero Carta, Vincent Vorn e Nick Skelton e anche Heinrich Hermann Engemann. Poi con una penalità Thomas Mulbauer e Ionella Rigresti e 2 netti nel tempo, Richard Spooner e John Whittaker. Ci sarà dunque battaglia fino all'ultimo. Primo binomio in campo, quello annunciato, e vediamo qual è la fisionomia anche di questo percorso ideato dal modenese Giuliano Vezzani. La lunghezza è di 330 metri, il tempo accordato è di 50 secondi. Sono 7 gli ostacoli ma 8 i salti, infatti è rimasta una combinazione, una gabbia. Si comincia con la triplice 1,60 per 1,80, poi via verso il verticale di barriere 1,60 m. Questo era il secondo elemento della gabbia numero 12, poi si va verso l'ostacolo numero 7, un Oxer 1,50 per 1,60, una girata per affrontare quella che è diventata una gabbia, in entrata un verticale di 1,55 m, in uscita un Oxer 1,50 a barriere pari, la luce fra il primo e il secondo elemento è di 7,70 m, poi l'Oxer del tempietto romano 1,50 a barriere pari, ancora le tavole 1,60 m, la chiusura con l'ostacolo numero 10 1,55 per 1 metro, si tratta di un falso largo. René Tebel dunque per la Germania, cavaliere nato nel 1969, grande esperienza per lui, un titolo nazionale in Germania ha un peso considerevole vista la concorrenza. Vi ricordo che in caso di parità di penalità classifica il tempo, intanto c'è il rifiuto da parte di Coupe de Coeur. Vediamo se Tebel opterà per il ritiro, tornerà sui propri passi. Il campione tedesco sembra riprovarci, di fronte all'ostacolo numero 7 ha perso un'enormità di tempo, ormai compromessa la sua gara. Vi ho detto dell'importanza dell'Albo d'Oro di questo Gran Premio Roma, ci sono nomi veramente illustri, abbiamo già citato l'ultima vittoria italiana, quella di Arnaldo Bologna e Mayday nel 94,
Lo scorso anno la vittoria di Nick Skelton con Arco, che erano presenti anche in questa edizione. Dagli anni 2000 Dirk de Mersman con First Samuel, poi Marcus Fuchs con Cosima, Claire Bronfman per gli Stati Uniti con Charlton, Eugénie Angot per la Francia con la splendida Cigale du Tailly. Quindi nel 2005 la vittoria per Christian Allman con Koster, come detto lo scorso anno Nick Skelton e Arco. Ma è un albo d'oro che se andiamo indietro nel tempo ricorda nel 1926 la prima edizione, appannaggio di un cavaliere polacco, Adam Kroliewicz con Picador, e poi veramente le firme più importanti dell'equitazione internazionale, i fratelli Raimondo e Piero Dinzeo, tante volte a bersaglio, ma vorrei citare anche Pierre Doriolà, Hans-Gunther Winkler, Graziano Mancinelli, che nel 72 ha portato alla vittoria Ambassador, un anno importante per Graziano, che vinse la medaglia d'oro individuale ai Giochi Olimpici di Monaco con l'indimenticabile Ambassador. Dopo René Tebel tocca al primo binomio italiano, Emanuele Fiorelli, che monta Western Union Jumping du Rosel, cavallo di 10 anni, Celle Français. 4 penalità sul primo percorso. Emanuele Fiorelli, classe 1966, si sta comportando molto bene da diverse stagioni e un buon piazzamento in questo Gran Premio Roma sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. Bene, sull'Oxer 46,70, 4 le penalità. Ed è netto la seconda manche per Emanuele Fiorelli. Il netto nella seconda manche, dunque un totale di 4 nel tempo di 46,70. Linea Elisabetta Caporale con uno splendido Fiorelli. Per la Francia, Olivier Guillon in sella Ionesco de Brecca, il numero 18 di testiera, parte con le 4 penalità Emanuele, della prima manche. un ottimo secondo percorso. Sì, considerando che è uno dei primi che fa questo livello, sì. Però adesso gli altri andranno più veloci sicuro. Ma... Comunque è una buona cosa, grazie. Per la Francia, Olivier Guillon, già a bersaglio, in 2 categorie qui a Piazza di Siena quest'anno. Guillon monta Ionesco de Brecca, che è un cavallo di 11 anni, Celle Français, uno stallone. Guillon è nato nel 1972 e ha partecipato ai campionati europei Young Riders nel 93, vincendo. Anche per questo binomio un fardello di 4 penalità, sono già diventate 8. Intanto il vento comincia a soffiare con più impeto. 8 le penalità nel tempo di 44 e 84 per Olivier Guillon. Adesso per l'Italia toccherà a Juan Carlos Garcia, che monta da Zara Toronto Adenborre, cavallo stallone di 11 anni di origine belga. Juan Carlos Garcia, uno dei beniamini del pubblico di Piazza di Siena, protagonista anche venerdì in coppa con il vecchio sempre valido Albin. Oh! E questo è un inconveniente raro. Abbiamo visto proprio inginocchiarsi il cavallo di Juan Carlos Garcia in un tratto piano. Un inconveniente abbastanza incomprensibile. Adesso l'esperienza del cavaliere colombiano nato a Bogotà,
nel 1967, poi divenuto cittadino italiano poco prima dei Giochi Olimpici di Atene, penserà a far scordare quel momento di difficoltà al proprio saltatore. Juan Carlos Garcia, che a Kuala Lumpur, intanto c'è l'errore, 2 stagioni fa ha ottenuto il miglior risultato proprio con Albin in una finale di Coppa del Mondo, miglior risultato per un binomio italiano giungendo al 4° posto. Juan Carlos Garcia che in questo periodo si sta cimentando anche nella specialità del completo. Rimane unico quell'errore nel secondo percorso, un totale di 8 penalità nel tempo di 46 e 18. Si va al terzo posto della classifica provvisoria. Per ora è in terza posizione, al comando Emanuele Fiorelli con 4 penalità nel tempo di 46 e 70. Per la Francia adesso Roger-Yves Bost, ma linea Elisabetta Caporale. Carlo, un momento di difficoltà iniziale, come lo spieghi? Sì, ho voluto fare la girata all'interno. Ora sarà la volta del... E allora dobbiamo far passare gli altri. Juan Carlos parlava del percorso già iniziato, però quel momento di imbarazzo prima dell'inizio del suo percorso non siamo riusciti a capire a che cosa era dovuto. Intanto Roger Bost per la Francia con Ideal de la Loge, che è un cavallo di 11 anni, Seul Français. Grande esperienza per Roger-Yves Bost, che non è ancora sul campo di gara. Claudio, c'è stato un po' di nervosismo proprio del saltatore? Infatti vedo che il cavaliere francese soltanto adesso sale in sella, però c'è qualche riottosità da parte del suo cavallo e mi pare che Juan Carlos Garcia abbia tentato di accompagnarlo dentro, dunque fa da accompagnatore e naturalmente riceve il ringraziamento da parte del collega francese. Sportività fino in fondo, carezze comunque per Ideal de la Loge, che viene tranquillizzato da Roger-Yves Bost. È tutto pronto ora. Claudio? Sì. C'è Juan Carlos che gentilmente mi aspetta, così possiamo, ecco. Hai aiutato l'altro saltatore ad entrare. Parlavamo prima di quel che era successo nel tuo di percorso, quel inginocchiamento iniziale. Sì, il cavallo era un po' distratto e ha inciampato, però forse l'ha servito per il percorso. Grazie Juan Carlos, complimenti. Roger-Yves Bost e Ideal de la Loge, anche per loro 4 penalità sul primo percorso. Sta tirando la gara il cavaliere francese, che però deve ancora esercitare pressione sul suo cavallo, che oggi sembra un po' infastidito da qualcosa. Ultimo Oxer, percorso netto in 42,57, dunque rimangono 4 le penalità per il binomio francese nel tempo di 42,57 e si portano al comando scavalcando Emanuele Fiorelli, che ora è in seconda posizione. Ancora per l'Italia Giulia Martinelli, Lenta Atletica, che è una femmina di 9 anni di origine tedesca, una noverana. Intanto la nostra regia ci ha riproposto ancora uno dei passaggi di Roger-Yves Bost. Giulia Martinengo, nata in provincia di Udine, gareggia per il gruppo sportivo dell'aeronautica, ha raddoppiato il suo bottino di penalità con l'errore che avete appena visto. Gabbia, ultima combinazione rimasta sul campo in sabbia. Parte conclusiva del percorso.
Al comando dunque Roger Yves Bost, Ideal de la Loge, 42,57 il suo tempo, 4 le penalità totali. E purtroppo sono 8 le penalità per Giulia Martinengo, che conclude con 12. Comunque è già una bella soddisfazione per la nostra Amazzone essere arrivata fra i migliori 14 di questo Gran Premio Roma. Ancora un binomio italiano, Giampiero Carta monta Ursa, una femmina di 10 anni di origine belga. Anche per loro l'errore della prima manche e dunque le 4 le penalità che si portano appresso. Giampiero Carta, medaglia di bronzo ai campionati assoluti, nato a Roma nel agosto del 67. Una 75esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Intanto c'è l'errore sull'elemento d'ingresso della gabbia, che verrà ricordata per un grande John Whittaker, per una categoria di potenza spettacolare, ex aequo la vittoria dell'inglese con Marcus Fuchs. Sale a 12 il bottino di Giampiero Carta, intanto ultimo ostacolo, superato l'Oxer, 12 penalità nel tempo di 44,76, 8 in questo secondo giro. Poi ricorderemo questa edizione per la sabbia, che ha preso il posto del manto erboso. Poi il predominio inglese in coppa e anche la lusinghiera prestazione di alcuni cavalieri azzurri, soprattutto quelli che per la prima volta affrontavano un palcoscenico del genere, le gare di questo livello. Per l'Olanda adesso Vincent Bourne, Priamus Z, cavallo di 12 anni, uno stallone. Continua la serie dei binomi che si presentano con 4 penalità. Molto buono fino a questo momento il percorso di Vincent Bourne, macchiato dall'errore sull'ultimo ostacolo. 4 le penalità, un totale di 8 per Vincent Bourne e Justin Priamus Z. E adesso il binomio vincitore lo scorso anno del Gran Premio Roma, Nick Skelton e Arco, cavallo Oldenburg di 13 anni, un campione come Nick Skelton che vorrebbe lasciare per la seconda volta consecutiva il suo sigillo sul Gran Premio Roma di Piazza di Siena, però l'impresa è abbastanza complicata perché non possiamo dimenticare che si presenta al secondo percorso con un errore. In vantaggio su di lui tanto John Whittaker quanto Richard Spooner, Ionella Ligresti e Thomas Mulbauer. Nick Skelton, Arco. Momento di grande difficoltà in prossimità della gabbia. Ci vuole tutta l'esperienza di Skelton per uscire da quella situazione certamente non facile, sta pigiando anche sull'acceleratore, vedete delle girate acrobatiche. Ultimo ostacolo sull'Oxer, Nick Skelton e Arco, e c'è l'errore, difficile sempre coniugare
precisione sui salti e rapidità. D'altronde questo tipo di formula prevede proprio questo, e dunque ha preso i suoi rischi Nick Skelton. Termina con 8 penalità con il suo arco. Adesso per la Germania Heinrich Hermann Engemann monta Aboyer. Quindi 8 penalità totali. Ora per la Germania Heinrich Hermann Engemann in sella ad Aboyer, il numero 121. E qui tenuto conto del fatto che alle 18:52 dovremmo cedere la linea, quelli che si presentano in campo con 4 ci sono ancora 5 binomi da vedere. Mi sembra una situazione un po' critica, speriamo che gli addetti all'ingresso in campo dei vari binomi ci diano una mano per accelerare i tempi. Allora, il cavaliere tedesco è nato nel 1959, con Aboyer ha partecipato nel 2006 alla finale della Coppa del Mondo a Kuala Lumpur. Era la prima volta che l'atto conclusivo della World Cup si disputava nel continente asiatico, in Malesia. Stessa incertezza nell'identico punto rispetto a Nick Skelton. Germania che partiva con ruolo di favorita in Coppa delle Nazioni venerdì dopo il bel successo di La Baule, e invece è dovuta accontentare di un secondo posto ex aequo alle spalle degli inglesi. Intanto va al primo posto Engemann, 4 penalità nel tempo di 41 e 48, netto applaudito dal pubblico, anche in questa circostanza molto numeroso, il sorriso di Heinrich Hermann Engemann in sella ad Aboyer, che è comunque saltatore di classe. Adesso ancora per la Germania Thomas Mühlbauer, che monta un cavallo Oldenburg dal nome italiano, Asti Spumante, è un cavallo intero di però lui parte con 12 anni. un certo vantaggio perché ha un punto di penalità. E qui si comincia a fare sul serio, nel senso che i distacchi sono sottili. Thomas Mühlbauer si presenta con una sola penalità e dunque con percorso netto si porterebbe al comando. Per ora in testa il tedesco Heinrich Engemann, 4 penalità totali nel tempo di 41 e 48. Thomas Mühlbauer. Abbiamo visto che, e qui si scopre un po' l'acqua calda, senza un cavallo all'altezza non si va da nessuna parte. Lo stesso Frank Schlotak, protagonista alcune stagioni fa in questo Gran Premio Roma, ha rimediato una figura non certo buona nella giornata odierna. Non dispone Frank di un cavallo all'altezza dei vari Jolicoeur o Vai ai Vai. L'errore sull'ultimo ostacolo. Dunque c'era anche una penalizzazione cronometrica, sono 6 le penalità di Thomas Mühlbauer. E a questo punto tocca a Ionella Ligresti con Nanta, una femmina Perde parecchio del suo vantaggio, di 12 anni, di origine olandese. Della classifica generale, è uno dei momenti più importanti della carriera della mazzone milanese, nata nel 1967, che ancora si fa attendere. Scorrono i minuti, noi fremiamo perché vogliamo offrirvi naturalmente la conclusione di questo Gran Premio Roma. Nanta e Ionella Ligresti non si vedono ancora all'orizzonte. Dopo di lei i 2 netti nel tempo del primo tracciato, Richard Spooner e John Whittaker. 3 cavalli al termine. Ora in sella Eccola, Nanta per eccole, l'Italia, Nanta e Ionella Ligresti, una penalità. E naturalmente c'è il tifo del pubblico. Per lei un punto di penalità nella prima mancia. Esame di maturità per la nostra Amazzone, che ha fatto molto bene in campo internazionale con questa cavalla, che è dotata di mezzi enormi. L'abbiamo vista saltare splendidamente a Verona, nella tappa italiana di Coppa del Mondo.
C'è qualcosa che non va, o che va. E adesso può partire l'Amazzone azzurra. Religioso silenzio, ovviamente. Bene su questo verticale. Ora l'ostacolo numero 7. Ionella sembra nel primo segmento del percorso badare soprattutto alla precisione sui salti, non si cura troppo del riferimento cronometrico. Può essere una strategia che paga anche questa. Oxer, tempietto, bene anche qui. Le tavole, sì, ci siamo. Ancora l'ultimo Oxer. Sì, arriva il netto, c'è un'infrazione di tempo come sul primo percorso, dunque un totale di 2 penalità per Ionella Ligresti, che si porta al comando. Grande soddisfazione per lei, per mal che vadano le cose è comunque in terza posizione ed è uno dei migliori risultati degli ultimi anni per i binomi italiani nel Gran Premio Roma. Vi ricordo ultimo azzurro a Bersaglio, Arnaldo Bologni con Mayday nel 1994, e adesso Ionella mette pressione ovviamente agli ultimi 2 concorrenti. Il primo, lo vedete inquadrato, è l'americano Richard Spooner, che monta Cristallo, un cavallo Holsteiner di 9 anni. Richard Spooner si presenta con il netto e dunque non ha alcuna barriera di vantaggio nei confronti di Ionella Ligresti, che è al comando con 2 penalità in sella a Nanta. Richard Spooner. Dopo toccherà a John Whittaker. Triplice. E vediamo quale sarà la tattica scelta dall'americano. Prudente quella di Ionella Ligresti, che ha fatto bene i suoi conti e finirà in alto in classifica comunque vadano le cose. Un'andatura abbastanza lenta quella dell'Amazzone italiana, che ha pagato. Nessun errore nel pomeriggio di Nanta. Richard Spooner. Le tavole. Ultimo Oxer. Sì, il tempo è di 43,89. Dunque si porta al comando 0 penalità. Richard Spooner scavalca Ionella Ligresti 43,89. È uno spettacolo meraviglioso, perché adesso con la sua classe John Whittaker in sella a Peppermill, se vorrà aggiudicarsi questo Gran Premio Roma, 75esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, non dovrà commettere errori e dovrà essere più veloce rispetto al 43,89 di Richard Spooner. Grandissima pressione per John Whittaker, che può davvero coronare un'edizione del concorso romano strepitosa per lui. Successo in Coppa delle Nazioni con la sua squadra, vittoria ex aequo con Marcus Fuchs nella categoria di potenza, un'altra categoria messa in carniere, ed ora la possibilità di vincere per la prima volta il Gran Premio Roma. Ma attenzione, perché Richard Spooner ha già ottenuto il suo doppio netto in 43,89. Intanto io ringrazio il regista Umberto Orti, la nostra squadra esterna di ripresa, la collega Elisabetta Caporale, poi tutti i componenti dell'ufficio stampa e anche Lavinia Dardia, che ha reso il mio compito più facile qui in postazione. Non ci sarà tempo per più che i saluti alla fine del percorso di John Whittaker, che per ora è netto. Spettacolo fino in fondo a Piazza di Siena, fino all'ultimo ostacolo. Sembra un pochino più veloce rispetto al collega americano e va ad avviarsi verso l'ultimo Oxer. Il match ball per John Whittaker, 41,42.
splendido, è veramente l'anno di John Whittaker, che vince il Gran Premio Roma in sella a Peppermill, in seconda posizione per gli Stati Uniti Richard Spooner in sella a Cristallo, ma è splendido il terzo posto di Ionella Ligresti in sella a Nanta, uno dei migliori risultati dei binomi azzurri nel Premio Roma degli ultimi anni. Siamo in chiusura di collegamento, bellissime queste immagini per un autentico fuoriclasse di questa disciplina, John Whittaker, che incide il proprio nome sulla sabbia di Piazza di Siena. Finalmente può distendersi il cavaliere inglese, autentico dominatore del concorso. Grazie per l'ascolto, a tutti la più cordiale buonasera. Tribuna in piedi per applaudire il grande leggendario John Whittaker. Standing ovation for you, John Whittaker. For you and Peppermill. Valenzana tutta forza.